12. Merci. Grazie. Ci sediamo, caro? No, Ti prego. andiamo. Vieni. Metti in conto. Nota. Mi dispiace, il suo conto è chiuso. Ordine di Mr. Prescott. Mi dispiace. Ho capito, ho capito. Non sono stata io. La macchina! Là! ¿Qué es que c'est ton nom? Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Posso nomar deses? Come ti chiami? Jane. Eh? Jane. Ah, io Tarzan. Allora, Jane, dove andiamo? Che facevi là dentro? Ti ho visto lasciare il club. Perché ci sei tornata? Perché sei salita da Prescott? Jane! Vieni, dai, non fare la bambina. Di te e di lui. Moi je m'en fous. Sì. Ah. Ricatto. E perché? Cosa aveva fatto? Papà. Proprio niente. Era un uomo formidabile. Pulito, onesto, anche se un po' l'antica, ma incapace di fare niente di male. No, semmai è Marta. Prescott aveva una sua strana foto. Voleva servirsene per compromettere papà. A meno che la foto non fosse invece da qualche altra parte. Apri! Non ti aspettavo così presto. Apri, Jane, c'è già abbastanza mistero nell'universo. Hai trovato la foto? No.
Niente foto. Oh. Allo Bernard? Bernard, mi senti? Allo, Bernard? Dove sei? A casa. Senti, Bernard, A che ora te ne sei andata? non mi ricordo, tu dormivi. Oh, Bernard, non posso parlarti adesso, ma devo vederti. Vengo subito. No, non puoi, sei matto. Sì, certo. Dimmi dove abiti. Hello, Jane, rispondi. Non puoi venire qui, vediamoci fuori piuttosto. Dove? Ma, non so, dove vuoi? Piccadilly Circus? Va bene, davanti al cinema all'angolo. Ok, fra 20 minuti. D'accordo, ciao. Ciao. Bernard, devo parlare. Anch'io, ma non qui. Entriamo. Mi cercano. Nel vicino Oriente. Lo so, ho letto i Moshe Dayan, giornali. il ministro della difesa israeliano ha lanciato le sue truppe contro le forze della RAU. Hai visto Gero? Gero, tuo fratello. L'hai visto? Ah, no. No, non è rientrato questa notte a casa. No, non l'ho visto. Nel lontano Oriente. Gli scontri tra Viet Cong e i Marines americani Ti capita continuano spesso? con la Cosa? Voglio sapere se gli capita spesso di non tornare a casa la notte. Ah, sì. Sì, abbastanza spesso, sì. Dove va? Non lo so. Da amici, amiche. Ma perché me lo chiedi? Oh, Bernard. Dimmi cosa pensi. Bernard. Non preoccuparti, lo troveremo, vedrai. delle controversie fra nazioni. Dai, vieni. Andiamo a cercarlo. And now, on behalf of each and every one of us here at Radio Serene, this is me, Phoebe Vince Plummer, signing off now until tomorrow, when we hope to be back with you once again in our great Free Vintage show at the end of the day. Perché stai zitta? Perché dovrei parlare? Dimmi qualcosa di Gero. C'è poco da dire. Anche lui parla poco. Cerchiamolo dove va di solito. Lo dice anche Edgar che il modo migliore per nascondersi è porsi nella massima evidenza.
se perdeva soldi d'inverno, ne rifaceva il doppio d'estate. E tu? Oh, io discendo da Napoleone, per me è diverso. Davvero? Ah, adesso capisco. Che vuoi capire? Sono un attore. Ma va, stupido. Sul serio, recitare e mentire è il mio mestiere. Ale! Stai recitando anche adesso? Je ne sais pas. Perché diavolo ti vengo dietro proprio, je ne laisse proprio una parte. Lo so, ma io non voglio crescere. Mi viene da piangere se penso che un giorno sarò grande e non capirò più niente. Niente di niente. È male. Ebbene, è male. No, non è male. Sì, è male. No, non è male. Non è né male né bene. E io non sono né buona né cattiva. Cosa sei? Sono come sono. Sì, sono come sono e basta. E poi? E poi vorrei essere differente, ma non faccio niente per esserlo. E tu cosa sei? Je ne sais pas. Smettila, Bernardo. Ancora je ne sais pas. Però mi piace quando dici je ne sais pas. Help! E adesso che facciamo? Je ne sais Prego, pas. Bernardo. Torniamo a casa mia. Non si può. Perché no? Vieni. Che fai? Telefono a un amico. Pardon. Oh, prego, tanto ho finito. Anzi, le dispiacerebbe essere così gentile da riattaccare Certo. per me. Grazie. Hello? David, è Bernardo. Ah, Dormivi? penso di sì. Mi dispiace. Ho bisogno di vederti. Va bene. Vuoi ospitarmi per un po'? T'hanno sbattuto fuori, eh? Certo, vieni. Ma non sono solo. Sarà un piacere. Quando vi vedo?
Pronto? Bernardo? Senti, tu che sai tutto, non sai per caso dove posso trovare il fratello di Jane? Jerome? Mm. Non so, se non è a casa sua sarà a casa di Veronica. E chi è? Fotomodella. Dorme con lui e lavora per me. Sai dove abita? Ma... Sì, aspetta. Devo avere il suo indirizzo da qualche parte. Te lo trovo subito. Non riattaccare. Ecco, 12 Earls Court. Ciao! Come si sente? Ecco, si sente meglio adesso? Sì, sì, grazie. Va meglio? Non è niente, grazie. Tassi! 12 Earls Court, presto. Sì, chi è? Un amico di David. Ah, Devo parlarle. bene, mi dica. Beh, non qui, mi faccia salire. No, adesso non posso, mi dispiace, torni più tardi. Chi è? Controllo dei contatori. Ancora? Siete venuti l'altro ieri? Controllo del controllo. Cosa ci sarà mai da controllare? Come se non mangiassero già abbastanza soldi quei maledetti contatori. Per un'oliva pallida si può delirare. Aiuto! Jérôme! Chi è Jérôme? Lo conosci? Cosa vuole? La foto. Che foto? Puro, ma per riaverla ti costerà 10.000 sterline, subito, stasera alle 9, uscita a nord del giardino zoologico, solo e niente scherzi. Allo? Clarice non è certo così stupido da tenere Jane a casa sua. Secondo te allora dove può essere? Ai docks della KM. E perché proprio lì? È lì che lavora il nano. S'il vous plaît, messieurs. C'est ici qu'on prend les bateaux-mouches. S'il vous plaît. Les bateaux-mouches. Venez voir. Il battello, eh? Parla? Aiuto! Dov'è il nano? Northampton, dietro il
cimitero, i ruderi lungo la fermina. Merci, monsieur.
Che succede, Bill? Bob, che è stato? Bill, Bob, rispondete! Conta fino a 10. Poi spalanca la porta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bugiarda. Ehi, ma che ti prende? Ci vediamo ai flipper! Adesso basta, andiamo alla polizia. Smettila. Perché? Non t'ho mentito. Ah no? Hai fatto finta di non sapere dov'era Gero. E la telefonata allora? Ah, è questa la ragione. Sei uno stupido. Io non sapevo dov'era. Il nano lo sapeva. Lui ha fatto la telefonata. Te lo giuro. Davvero non mi credi? Devi credermi. Biglietti? Chi deve fare il biglietto? Biglietto, prego. Tu dove scendi? Dove scendi tu? Tu e Edith Grove. Grazie. Biglietti? Chi deve fare il biglietto? Biglietto, prego. Allora mi credi? No. 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 Non ancora. Prova ancora. Ancora. Smettila. Non vedi che ci guardano tutti? Vabbè. Che male c'è? Sono una stupida. Tu vuoi solo divertirti. Come no? Per fortuna è quasi finito. Basta andare dall'amante di tua madre. Leris. Sì, perché? Jay! Aspetta, Jay! Jay!
Finalmente, trovato Jerome? Che bello! Brava, potresti avere successo. Chi lo sa, in questo mestiere basta che una sia fotogenica. Le farò dei provini appena torno. Ciao. Aspetta, che fai? Loris potrebbe essere nella galleria. Comunica all'interno col suo appartamento. C'è Loris? No, no, no. Alla macchina!
Perché scappi? È un uomo di Prescott, l'ha visto salire da lui. È convinto che sia stato io a farlo fuori. Attenta! Fuori! Vacca porca! Presto, dai, muovetevi! Ehi! Fermatevi! Fermatevi! Porca vacca! Eccoli là! Aprite! Guarda! Cercate. Di là. Muovetevi! Venite! Dai! Via! Eccoli là! Salite, corsa! Ce l'hanno fatta. L'unica è dividerci. Cosa? La prossima fermata. Io scendo e me li tiro dietro. Ma io... Tu vai a casa di David. Io voglio venire con te. Smettila! E ricordati, cerca di rintracciare Jerome. Ti raggiungerò là. Almeno lo spero. Non aver paura. Non ti sarà così facile liberarti di me. E non muoverti da casa di David per nessuna ragione al mondo. Capito? Eh? Eccolo là! Forza! Addosso!
Porca cagna! Tu di qua, tu di là! Ecco, è in trappola! Sputa! Ti farò parlare. Ti farò gridare. Ti farò pisciare sangue. Ti farò implorare. Ti farò urlare. Tanto qui nessuno ti potrà sentire. Basta. Dov'è l'agenda? Hai tempo di parlare finché ho finito di sfogliare le tue ciglia. Parli, non parli. 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 -8, parli. -6, non parli. -5, parli. -4, non parli. -3, parli. Ce l'ha la ragazza che era con me. Dov'è? Aspetta al centro. Lasciatelo. Ci porterà lui da lei. Muoviti. Apri la bocca. Vai. E bocca chiusa. La polizia. Sorpassali, dai.
Chiamate un'ambulanza. Fleet Street. C'è stato uno scontro, 2 feriti, un terzo l'abbiamo preso pistola alla mano. Un altro è scappato. Non sappiamo chi sono, li portiamo per l'interrogatorio. Erano a bordo di una Jaguar nera targata XY5243. Ripeto, Jaguar nera XY5243. Passo e chiudo. My love born on the crest of a wave. Free girl, freezer, devil maker. Ehi, ma che hai fatto? Pensavo che gli attori avessero delle controfigure per le scene pericolose. Ma io faccio sempre le controfigure di me stesso. Vieni a stenderti. Gender, my gender, float on a cloud in the sky. Love girl, love to spend, what do you care? Non hai dei cerotti o qualcosa del genere? Boh? Oh, Bernard, smettila. Non serve a niente. Hai finito? Appena puoi, scendi. Accidenti. È arrivata Veronica, col suo amico. Ah, il lungo fratello scomparso. Mi fai vedere le ultime foto? Guardale, sono qua. È arrivato Jaron. L'avete sentito? Oh, che belle! Guarda queste. Formidabili, n'est-ce pas? Ho avuto un bello aspettarvi ai Flipper. Dov'è Marta? Perché? Sei stato a casa? Solo un momento. Lei c'era? La giacca? Jane? Entrava quando io uscivo. Perché? Mi piacerebbe sapere cos'è tutta questa storia. Hai la macchina? Sì. Portaci. Dove? A casa. Eh? A casa. Perché se è illecito? Dobbiamo parlare con Marta. Lei non ci sarà. Perché? È uscita. Continua. È andata a un happening. Voleva che l'accompagnassi. Ok. Ci andiamo anche noi. Ma noi non siamo stati invitati. Ci andiamo lo stesso. Ma non ho il vestito adatto, non posso. Non ti preoccupare, baby. Stai benissimo così. Uffa. Vengo anch'io. No, Josephine. Questa notte no. Vai a dormire. Merde, ce l'ha sempre con me. Lascia perdere. Oh, mais enfin. Fatti vedere. Non c'è male. Ale, vieni, ci divertiremo lo stesso. Che c'entra Marta adesso? Leris è stato ammazzato.
Perché l'ha fatto? Cosa? Sa bene cosa. Lei ha voglia di scherzare. L'assassinio di Leris non è uno scherzo. Lei è pazzo. Forse. Dove è andata ieri sera quando è uscita con Leris dal locale di Prescott? Il francese. Sì. Il presunto assassino di Prescott. Allora, che cosa ha fatto Leris ieri sera? L'ho già detto alla polizia. Mi ha portato a casa sua. E ci siamo rimasti tutta la notte, fino all'alba. Ma perché? Dov'è Leris? Nella sua vasca da bagno. Cadavere. Lo riconosce? E di Jane, dove l'ha trovato? A fianco al cadavere di Leris. Lo sapevo. Lo sapevo che era ancora la sua amante. È stata lei. L'ha ammazzato Jane. Vieni, andiamo via. Non mi importa ciò che hai fatto. No, Bernard, non posso. Vattene, tu non c'entri più con me. Toh, questo orecchino è tuo. Non puoi farlo, Jane. Non puoi.
Bernard, ma non capisci? Non posso. Non posso proprio. E poi non voglio. Avanti allora. Prova. Spara. 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 My little girl, born on the crest of a wave.